Si è svolta stamani a Favara presso l'Istituto Guarino la manifestazione promossa dall'Istituto Marrone, presidente Rosario Manganella, dall'ANPI rappresentata da Carmelo Castronovo, in collaborazione con diversi istituti favaresi. Una discussione sulla marcia su Roma, di cui ricorre oggi il suo centenario. Presente anche all'evento Letizia Colaianni, dirigente regionale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Ma lo scopo essenziale di questa iniziativa è quello di ricordare cosa è successo 100 anni fa, proprio il 28 di febbraio 1922, quando nella notte tra il 27 e il 28 è iniziata la cosiddetta marcia su Roma, che poi era una marcetta, nel senso che non c'erano centinaia di migliaia di persone che cercavano di fare un colpo di Stato attraverso questa marcia su Roma. Il fatto è che c'è stata una connivenza tra coloro i quali hanno organizzato questa marcia, che era Benito Mussolini, che era prima dirigente socialista e poi ha dato vita alla costituzione del Partito Nazionale Fascista, che ha rimesso tramite questa marcia su Roma e soprattutto dopo che Sua Maestà Vittorio Emanuele III gli ha conferito l'incarico di formare il governo, ha dato il via ad una escalation sempre molto più grave, che ha portato non soltanto al fatto che andavano bruciate le camere del lavoro, le sezioni dei partiti di sinistra in maniera particolare, anche di qualche partito liberale, per la verità. Questo fatto fu un fatto gravissimo, che era solo l'inizio, e subito dopo incominciarono a succedere fattacci di una gravità immensa, tipo l'uccisione anche di parlamentari come Matteotti, che fu la prima vittima illustre, diciamo, di questo nuovo sistema di direzione, diciamo, politica, ma era per la verità una dittatura senza se e senza ma. Adesso i ragazzi, che sono giovanissimi, sono qui stamattina con noi perché facciano un ricordo, grazie anche ai docenti che li hanno impegnati in queste settimane a lavorare su questo tema, e vogliamo che anche loro diventino dei messaggeri verso altre generazioni, verso i loro amici e compagni, per capire che mai più fascismo in Italia e nel mondo. Professoressa Maria Letizia Colaianni, dirigente regionale di ANPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani, oggi qui con noi a Favara per il centenario della marcia su Roma. Di che cosa parlerete questa mattina alla manifestazione? Parleremo sicuramente di quel periodo nero per l'Italia che si verificò dopo la marcia su Roma di Benito Mussolini, di cui oggi ricorre appunto il centenario. Io devo congratularmi con le scuole di Favara, perché solo attraverso le scuole che si può sperare in un cambiamento di mentalità ed un miglioramento della nostra società. I giovani di oggi che frequentano le scuole saranno i futuri dirigenti di domani, coloro che guideranno la nazione, speriamo in modo senz'altro corretto e nel rispetto assoluto della Costituzione. E la memoria di quegli avvenimenti, di quel periodo, come dicevo, nero, non devono essere dimenticati, ma devono diventare memoria proprio in tutti i giovani, perché il loro impegno possa impedire che si verifichino nel futuro situazioni come quelle terribili del ventennio che visse l'Italia. E speriamo pure nei giovani un loro impegno contro la guerra e contro le armi. Ecco, io oggi parlerò dei miei ricordi di quella seconda guerra mondiale, che tanti lutti e tante situazioni drammatiche comportò per la nostra nazione.
Sì, abbiamo voluto, noi lavoriamo ormai sempre con le scuole perché ci rivolgiamo ai giovani perché possano ricordare quello che è successo. Tra l'altro il centenario ovviamente è una volta ogni 100 anni, non a tutti capita di poterlo ricordare. E io volevo soprattutto sottolineare che sono momenti in cui dobbiamo ricordare la nostra storia, dalla nostra provenienza, dobbiamo ricordare che il fascismo fu un momento di tragedia, un momento di mancata democrazia, un momento di razzismo ovviamente, e questo lo dobbiamo ricordare perché anche se sembra un tempo lontano, io ricordo che ancora oggi intendo dire letteralmente oggi, ieri e l'altro ieri, ancora c'è chi ricorda la marcia su Roma festeggiando a Napoli, a Roma, purtroppo anche nella città di nascita dell'attuale Presidente del Senato, che ancora ci sono rimembranze, ci sono ricordi di chi vuole ritornare a quei tempi. E ovviamente ci saremo sempre i democratici, ci sarà sempre l'ANPI che difenderà la nostra storia, la nostra democrazia. Ci saranno ospiti questa mattina in streaming e in diretta? Abbiamo in streaming, abbiamo l'Istituto Brancati, abbiamo ovviamente i saluti della dottoressa Bruncoleri che ci ospita per questa giornata e abbiamo anche i saluti in presenza della dottoressa Colajanni, che è una dirigente nazionale dell'ANPI. Una bella lezione di storia, quindi, dal vivo. Assolutamente sì, e questo è quello che vogliamo trasmettere ai nostri studenti, che sono il nostro oggi, ma soprattutto il nostro futuro.